Al Signor i vignin da ur la rabbia quintri di Israele, e asticcia David quintri di loro. Va, dissal, e fasse il cens di Israele e di Giude. Il re disse a Joab ai caporions dall'esercito che erano con lui: passate fur par fur le tribus di Israele, di Dan a Bersabè, e fasete il cens di tutto il popolo, cosepi troppeint coai. Joab rispose al re, che il Signore al fasi cresce la in 100 volte stand, fin tremai che il regno paron al povio di lo cui sei voi. Ma percemo il regno paron varesse al chiste brame? L'ordine del re però la vince su Joab e sui sorestans dall'esercito, e Joab e i sorestans dall'esercito lasciare la presenza del re per la censi il popolo di Israele. A passare il Giordan e scominciare a roer e tessitat che ieri tal mies de valade, poi all'erin li dai Gadis e de bande di Yaser. Più in denante passare in Galad e tetiere da Itis, a Cades, arrivare in Didan e e voltare in via Sidon. Poi dopo capitare te fortezze di Tir, e in tutte le città dai Eveos e dai Cananeos, e saltare in fur dal Negev di Giude a Bersabè. Dopo devi passare tutta la regione e tornare a Gerusalemme sospirare dai 9 mesi e 20 giorni. Joab consegna al re il numero che era saltato fuori dal cens de Int. Israele aveva 800.000 uomini in grado di combattere con la spada e Giude 500.000 uomini. Dopo però a David iduli il cuore di censito il popolo, e David disse al Signore: ho fatto un gran peccato. Come o Signore, perdoni queste colpe al tuo famei, perché ho fatto una roba che non leve. Quando David ha lievato l'indomani, la parola di Dio si era fatta sentire dal profeta Gad, l'indovinin di David. Va di a David, il Signore al discusse: io ti propongo 3 robis, sei il gentune e te fasarai. Allora Gad si presentò di David e riferì questo: has tu miglior che capiti in 3 anni di miseria e te totiere, o che tu stiampi per 3 mesi denando al tuo nemico che ti corda ur, o ben che si spieghi un'epidemia per 3 di te totiere? Come pensessore, e viuce qua di rispondi di quel che mi mande. David risponde a Gad: o soi tu una grande pene, po ben, con l'entes mans da Signor, perché so bon cura alle grande, che non mi succedi di colates mans da ioms. E David assilge la peste, e era la stagione che si ta il formento. E il Signore al mandà la peste in Israele di buinore fin quando al stialdi il dimp. Il flagello al colpì il popolo e 70.000 di loro a moririn, di Dan fin a Bersabè. L'agno la slungia la man verso di Gerusalemme per splantare, ma il Signore si pentì di questo mal e disse all'agno che ne tave via la int: vonde, ritira la tua man dal momento. L'agno del Signore gli era d'ogni de arie di Araune, il Jebuseo. Quando David al vede l'agno che calfiscava il popolo, gli disse al Signore: o so io che ho picchiato, o so io che ho fatto il male, che lì, assun il troppo, ci hanno fatto. Allora la tua man che plombi per giure di me e di me fa me. In che di Gad si presentò denando di David e disse: va su e fasi un altare al Signore te arie di Araune il Jebuseo. David alle su, da ur che aveva di Gad, su ordine dal Signore. Araune al chialà e al vedere re e i sei graduas che venivano in denande sobande. Araune stava battente il formento. Agli si fu e si buttò a partiere denante re con la muse partiere. Disse all'Araune: perché por regno paron is venuto colì dal suo famei? E David rispondè: per comprare di te queste arie fai un altare al Signore, così il flagel si slontanerà dal popolo. Allora Araune gli disse al re: il regno paron, calchioli e calufrisi, c'è che se me, vecchi i bus per l'olocausto, la grappe e gli uv dai bus per i links. Il famei del re, mio paron, gli dà tutto al re. E Araune gli disse al re che il Signor tuo Dio al vide a grad la tua fierte. Ma il re disse a Araune: ma mai vie po', io voi comprate pant, non vuoi offrire al Signor mio Dio olocausti che non mi costi nulla. E David al comprare l'aria e i bus pagano 50 siclos. David ti fase su un altare al Signore in quel luogo e gli offrì olocausti e sacrifici di comunione. Allora il Signore al ve dul de tiare il flagel si slontanò di Israele.